Un'isola, un castello fortificato con tanto di fossato e ponte levatoio, una palazzina adibita un tempo a ricovero degli infettivi in un vecchio ospedale militare austro-ungarico. Ci sono anche questi edifici fra i diversi beni che sono in cessione da parte dell'Agenzia del Demanio. Se qualcuno fosse interessato a rilevare per 99 anni l'isola veneziana di Poveglio e il castello di Gradisca di Sonzo, non deve fare altro che mandare un'offerta online collegandosi al sito dell'Agenzia del Demanio e cercando all'interno della sezione Aste Online. Vogliamo inserire sul mercato una serie di cespiti che hanno dei valori notevoli e quindi vogliamo che il mercato abbia la percezione che lo Stato sta mettendo in vendita questi cespiti importanti. Dove per cespiti si intendono i vari beni immobiliari che sono in vendita definitiva o in gestione per un determinato numero di anni, in genere a destinazione finale turistico-ricettiva. Uno degli esempi più belli è quello del faro di Capospartiva in Sardegna, concessione, quindi bene dato in concessione al privato per 19 anni che ritornerà, che rimane di proprietà dello Stato e ritornerà tra 19 anni nella piena proprietà dello Stato, oggi uno dei resort più belli e che ci invidiano in tutto il mondo. Numerose le possibilità di investimento per chi volesse rilevare l'isola veneziana di Poveglia, ricordando però che se sono permesse ristrutturazioni dell'esistente non sono permessi aumenti di cubatura. La destinazione urbanistica è molto interessante perché permette ricettivo, permette residenziale, agricoltura, quindi è già una destinazione comunque aperta al pubblico. I dirigenti dell'Agenzia del Demanio restano abbottonati sul valore dei beni messi in vendita o in gestione poliennale. Qualche idea ce l'abbiamo, però diciamo che preferiamo non dirlo proprio perché il bando è stato, si è scelto proprio per la particolarità del bene messo in vendita. In Friuli Venezia Giulia sono rilevabili il castello di Gradisca e la palazzina ex infettivi a Trieste. Anche in questo caso si devono rispettare le destinazioni d'uso previste. Devono essere rispettati i vincoli posti dal piano regolatore del comune e poi specialmente per quanto riguarda il castello di Gradisca è un bene che è vincolato dal Ministero dei Beni Culturali. Però c'è un'ampia possibilità di utilizzo. Le offerte possono essere inviate fino al 6 maggio, poi ci sarà una seconda fase nella quale i 5 migliori offerenti saranno nuovamente in gara per aggiudicarsi l'immobile desiderato.